Bene, buonasera a tutti. È un piacere enorme per me comunicare oggi con questo mezzo che è stato sempre usato quando c'era il lockdown, no? Il primo lockdown, e adesso che ho deciso proprio in questo momento in cui insomma, le zone gialle cominciano a rifiorire un po' in tutta Italia, invece per sfruttare questo strumento quando siamo liberi. Questo è Pendenze Pericolose TV, ovvero una piattaforma che parlerà sempre di cose che possono essere interessanti, e avremo ospiti ogni tanto in qualche puntata che faremo. Innanzitutto vi dico che saranno sempre puntate che saranno random, insomma randomiche, magari la domenica, una volta il venerdì, una volta insomma quando ci viene la voglia di parlarci tutti insieme. In questo momento in cui parlare insieme è un po' difficile, anche fare gruppo e tutto quanto, però da domani, insomma, almeno qui nel Lazio si potrà stare un filo tranquilli senza mai mollare la presa nei confronti di questo Covid di cui non voglio parlare. Dietro a me la mia bici precedente è San Simeone. San Simeone si parla di Friuli, San Simeone si parla di questa terra per la quale molti di voi mi hanno conosciuto insieme a un personaggio che io lo considero come un fratello. È un fratello, la mia storia, diciamo, è cominciata anche un po' insieme a lui. E quindi ve lo faccio subito entrare. Buonasera, bro! Ciao, buonasera a tutti. Ma ti Tutti, sento quanti male, siamo? non ti sento Senti adesso. male? Mi senti male? No, non ti sento. Non mi senti. Lo Beh, sentite voi? mi senti adesso? Lo sentite? Mi senti? Mm. Mi senti? Mi senti? Io ti sento bene. Vabbè, ditemi voi se lo sentite, quindi Io sì, ti sento. io non sono io che non lo sento, allora perfetto, ok. Vai, adesso si sente, adesso lo sento. Ciao bro, Bene. buonasera, Ciao, buonasera, buonasera. Ciao. buonasera. Insomma, ho detto della nostra amicizia, delle nostre scorribande insieme, le stiamo per vedere tutte e tre, e sicuramente spiegare quali sono le tre salite, cioè i mostri della Carnia, perché poi alla fine stanno tutti e tre lì. Se andiamo a vederle bene insieme dal punto di vista proprio della mappa, noteremo che partono proprio tutte da quel posto. Sono tre mostri. Cominceremo con lo Zoncolan, di cui io ti chiedo di dire qualcosa, visto che io vabbè, l'ho scalato un po' di volte, e tu parecchie insieme a me o anche da solo. Sì, ma neanche da mettere rispetto a te. Io l'avrò fatto forse un quinto delle tue volte, ma forse non sono neanche sicuro di arrivare a un quinto, però diciamo che qualche volta l'ho fatto anch'io. Che dirti dello Zoncolan? Lo Zoncolan ormai è entrata di diritto nella storia del ciclismo, c'è poco da fare. Ha avuto il grande pregio di esserci entrato in modo molto veloce, perché in 2 o 3 volte che è stato scalato al Giro d'Italia si è già guadagnato i gradi di mostro, di Kaiser, di brand, perché dallo Zoncolan è nato un brand, di meta, di pellegrinaggio da parte di tutti i cicloturisti del mondo che vogliono conquistare questo famoso Zoncolan. Quindi il pregio che ha avuto lo Zoncolan è proprio quello di in pochissimo tempo di essere diventato grande. E come salita, che cosa vuoi che ti dica, Emiliano? È una salita dura, non lo devo dire io solo perché faccio salite da incubo, è una salita che chiunque la va a affrontare, soprattutto la prima volta, ti sembra qualcosa di veramente difficile. Se ti ricordi, io ti ho raccontato una cosa dello Zoncolan. Dimmi, La dimmi. prima volta che io ho fatto lo Zoncolan, Sì. nel lontano Te lo 2000, dico io qual era, te lo dico io che eri andato in allenamento con gli amici e non sapevi che salita dovevi fare e ti bravo. hanno portato là sopra. Dimmi. Esatto. Diglielo a loro perché non lo sanno. Pensa il destino, era l'anno 2000, io correvo, ero ancora uno pseudo corridore, al contrario di adesso, ed eravamo in ritiro con la mia squadra a Ravascletto. Tu pensa, il destino, no? A Ravascletto siamo stati 20 giorni in ritiro. 20 giorni in ritiro, noi squadra romagnola arriviamo in ritiro in Friuli e ci consigliano di fare questa salita, però nessuno di noi la conosceva, eravamo in 12 corridori, compresi i direttori sportivi in ammiraglia, nessuno la conosceva. Vabbè.
ci avviamo, passiamo da Ovaro, ci avviamo, passiamo da Liaris. Dopo un chilometro e mezzo passato Liaris, io, under 23, che comunque era il mio lavoro, metto i piedi a terra. Io ho detto no, ma qua non può andare su, ma quanto è lunga così dura, non può durare così dura questa salita. Dopo un chilometro e mezzo ho messo il piede a terra, poi dopo poche centinaia di metri l'abbiamo messo tutti, insomma, per fartela breve siamo tornati in ritiro con le orecchie basse, perché ho detto ma questa è una cosa impossibile, cioè ma non si può fare in bicicletta questa salita. E poi dopo invece, dopo 2 o 3 giorni, non ricordo, dopo 2 o 3 giorni ci siamo tornati preparati psicologicamente, perché ho detto cazzo, ma noi non è che possiamo mettere il piede in terra, adesso la facciamo seriamente. E l'abbiamo fatta fino in cima, però ecco, quello è stato il mio primo approccio con lo Zoncolan, col piede a terra, quindi non è stato proprio del tutto positivo. Io ti dico, innanzitutto sentirti, lo stavo dicendo prima di cominciare la diretta, per me è un qualcosa sempre di straordinario, perché quando sento te, sento un fratello, sento un amico, sento colui con il quale ho anche scoperto e fatto scoprire a tanta gente proprio la Carnia, no? La Carnia e questa terra magnifica dove voi partono 49 salite. Diciamolo che queste 3 facciamo vedere le più impegnative, anche se ce ne sono altre. Ce ne sono altre. Però insomma è bellissimo. Poi tu pensa qui, guarda chi c'è, guarda chi ci saluta. Chiara. No! Ciao Chiara. Chiara Cortani è una delle regine della Carnia, diciamolo, per me è una sorella e quindi... Se te per la Carnia hai fatto tantissimo, sì. Io ho fatto poco così, Chiara è un'altra persona che insieme a te ha fatto altrettanto per quella terra. Ancora stiamo facendo, stiamo ancora facendo, lo sai, ma ancora stiamo facendo. Sì. Allora io intanto vi faccio vedere qualcosa che ci aiuterà sicuramente a parlare meglio, va bene, bro? Sei pronto? Vabbè. Non ho fretta. Dai. Salite da Incubo comincia da qui. Siamo in Friuli Venezia Giulia, sulle Alpi Carniche, e la cima la troveremo a 1750 metri di quota. Quello che ci aspetta è una salita di 10 km al 12% medio, ma non ci dobbiamo fare ingannare perché i 6 km centrali hanno una pendenza media del 15%. Sì, è vero, nei primi 3 km 8 di questi 6 km terribili che ormai vengono riconosciuti come i più duri del circuito UCI, i primi 3 km 8 sono mai sotto il 18-17%, con punta al 22%. Conosciuto anche come il Kaiser, l'imperatore, è considerato la salita più dura d'Europa. La strada sale per 1210 metri di dislivello in soli 10,2 km, per una pendenza media pari all'11,4%, con punte che raggiungono il 22%. Se dovessimo dare un consiglio a chi ci guarda, a chi la deve affrontare per la prima volta, tu che consiglio daresti? Il consiglio che si può dare per affrontare questa salita è sicuramente partire nei primi 2 km molto adagio, aspettare un rettilineo di 300 metri in pianura dove si può rifiatare e cominciare un lento lavoro di SFR sul tratto che piano piano ci andrà a alzare il cuore e quindi ci porterà a condurre fino alla fine. Il nostro inviato Patrick Martini, con Emiliano Cantagallo, sta per affrontare la salita da Incubo dello Zoncolan. Ci siamo lasciati alle spalle il paese di Liaris, che è il primo paese che si trova una volta partiti da Ovaro. I primi 2 km e mezzo di salita non dovete farci caso, è salita vera, ma rispetto a quello che ci aspetta da qui, da questo punto in avanti, è cosa da ridere. Qui si va sulla salita dolente, qui si va nell'eterno dolore. Lasciate ogni speranza voi che entrate nella storia di questa salita del ciclismo italiano e mondiale. E diciamo che tutti quei messaggi che abbiamo visto adesso su questi famosi 300 metri di pianura cominciano a materializzarsi qua, su questo punto. Diciamo che da qui inizia il tratto veramente impegnativo per altri 2 km e mezzo, dove non vedremo più il nostro computer scendere al di sotto del 18. Ma soprattutto cosa
fondamentale è che non ci sono curve, o meglio, sono pochissime. Salendo, in ogni tornante, in ogni curva, si può apprezzare una gigantografia dei campioni che hanno caratterizzato questo sport. Gilberto Simoni, l'ex scalatore trentino che sullo Zoncolan aveva vinto 2 volte il Giro, ha detto: i tratti più facili dello Zoncolan sono più duri dei tratti più duri delle salite del Tour de France. Da Merckx a Fausto Coppi, da Gimondi a Pantani, fino a poi arrivare l'anno scorso a Chris Froome. Tanti di loro non hanno avuto la fortuna di fare questa salita in corsa, qualcuno sì, ma sono convinto di una cosa, che anche i professionisti qui penano, e non poco. Lo Zoncolan è una salita implacabile, si soffre in silenzio. Non si scatta sullo Zoncolan, si va solo di forza e resistenza. Una salita da scalatori puri, che termina a 1750 metri di quota. Dal paese di Ovaro abbiamo fatto circa 6,5 km, ma in realtà quelli che noi conteggiamo di più sono i 4 difficili. E di qui appunto ne mancano circa 3,5 per raggiungere la vetta. Qui siamo nell'unico pezzo che davvero spiana un pochino. 10%. Anche se, esatto, spiana un pochino al 10%, sembra utopia, ma come vedete Rieccoci qua. riusciamo a parlare e al 10% si può fare. Avete presente la rampa di un garage? Ecco, lo Zoncolan è come la rampa del garage, ma è una rampa lunga chilometri. Sono solo 100 metri di pianoro al 10. Ecco qui, siamo al 17, quindi poco spazio per respirare, ma utile. La cosa positiva è, come abbiamo detto, da questo punto circa mancano 3 km alla vetta, quindi il fattore mentale, l'approccio è sempre più positivo. La cosa negativa è che non dovete mai chinare la testa per rendervi conto che avete finito i rapporti. Siamo giunti anche alla vetta del Monte Zoncolan, 1740 metri per la precisione, nonostante il cartello dica 1750. Salita veramente impegnativa, 1200 metri di dislivello con punte oltre il 20%. Immagina cosa succede quando arrivi in vetta a questa salita da incubo. D'improvviso ti svegli e ti accorgi che sei ancora vivo. Beh, allora, innanzitutto è emozionante vedere, viene da piangere un po' perché vedo tanta gente, no, qua. Ho cercato di mettere alcune delle domande, dei messaggi che ci sono arrivati, bellissimi, un po' mostri, un po' ci identificano insieme per quello che abbiamo fatto lassù. Abbiamo fatte anche altre 3 di salite, oltre a queste qua, ovviamente quest'anno, le faremo vedere anche queste qua. Una cosa bellissima, stavo leggendo gli Scalambra Boys, non so se te li ricordi, quelli dello Scalambra, perché io mi ricordo, bravo, ti dico una cosa, perché ovviamente lavorando lassù arrivano tantissime persone, no? Che dicono, allora ci sarà lo Zoncolan, e questi 3 ragazzi, 4, erano straordinari, proprio delle persone veramente per bene, con le quali io ho un rapporto bellissimo. Mi hanno detto, no vabbè, ma noi abbiamo fatto lo Scalambra, ci siamo allenati per lo Zoncolan. Io ho detto, guardate, non è proprio uguale. E arrivato a un certo punto, dopo il primo chilometro del ripido, di quei famosi 6 chilometri, diciamolo al 15% medio, no? quei 6 chilometri terribili, di dietro erano tutti che svirgolavano che era un amore. E feci un video, ti giuro bro, feci un video che diventò virale, perché io attaccai la videocamera sul telefonino e ho detto, ragazzi, allora è come lo Scalambra, e loro hanno fatto un'esclamazione tipicamente romana, tipo sto,
ma tutti insieme, quindi è stato veramente spasso. Allora diciamo comunque 15% medio quella salita. Secondo te il consiglio migliore per poterla affrontare per tutti coloro che ci leggono, insomma, che noi adesso c'è tantissima gente, sono collegate più di 100 persone, quindi un consiglio, oppure intanto fateci delle domande che sono belle. Hai detto 15% medio? 15% medio sui 6 km, lo Zoncolan è sui 10 km al 12% medio. Esatto, volevo dire se eri attento, bravo. È come se non l'avessi mai fatta. Sì, perché preso da Ovaro è poco più dell'11, però giustamente hai fatto bene a specificare. Sì, quei 6 km sicuramente sono veramente brutali. E poi, considerando che tutte queste 3 salite partono proprio da quel punto, adesso faremo vedere la Stentaria. Ma infatti sai che ci ragionavo proprio oggi mentre ero in macchina, perché, apro e chiudo parentesi, sono appena rientrato da una produzione televisiva in Alto Adige, a Dobbiaco e San Candido, perché stiamo facendo anche delle produzioni invernali sempre funzionali al mondo del ciclismo. Vabbè, chiudo parentesi. Mentre guidavo, insomma, stavo pensando proprio a Ovaro, che non lo so, forse in un'altra epoca, in un altro mondo, deve aver fatto un patto col diavolo quel paese, perché non è possibile che da quel paese, da quel piccolo paese a 500 metri di altitudine partano le salite più difficili che, cioè, tutte da lì partono, è incredibile, perché vai dritto, vai al Crossis, vai a destra, vai allo Zoncolan, vai a sinistra, vai alla Stentaria. Cosa hanno fatto di male quei poveri ovaresi? Non lo so, però ti dico che una volta, per fargli del male, vedi, c'è Enzo Gagliussi qua che ci dice che c'è un'altra salita in Carnia che è un'altra più dura, tu l'hai fatta, tutti i chilometri cementati, cioè, noi l'abbiamo fatta quella lì, e infatti partono tutti da lì. Io una volta decisi di farle tutte e 3 insieme, che era lo Zoncolan, anzi la Stentaria, lo Zoncolan e poi per ultimo il Crossis. La mia altimetria misurò 3.990 metri di dislivello su 57 km arrivati in cima al Crossis, quindi per farti capire insomma che cosa era. Adesso vediamo la seconda, la seconda che adesso si mettono paura ancora di più, va bene? Ok? Questa qui è sicuramente la salita più dura del mondo. All'ultimo ho messo il Crossis perché volevo parlarne proprio con te, che è una cosa importante, va bene? Intanto facciamo vedere la salita più dura del mondo, perché è così, e poi vi diremo perché con Patrick. Tra l'altro, Emi, per salutare lo Zoncolan. Soprattutto in termini di pendenza, qual è la difficoltà vera di questa salita? 32%? Cavolo, è già una pendenza che solo a dirla spaventa. Qui siamo veramente in una salita da incubo. Questa è la porta dell'inferno. La porta dell'inferno torna ad aprirsi sul Friuli Venezia Giulia. Dopo aver affrontato il Kaiser, lo Zoncolan, se pensavate di essere usciti dall'incubo, vi sbagliavate. Di incubo contro la legge di gravità ne sta per cominciare un altro. Un primo chilometro già molto impegnativo all'11% di pendenza media e un secondo chilometro a un 10-11% sempre di pendenza media. Patrick ed Emiliano, guida cicloturistica del Friuli, hanno attraversato il torrente Degano e ora sono sul versante opposto allo Zoncolan. Da Ovaro punteranno al passo della Forcella. Li aspetta la Stentaria. Questo, amico mio, è il pezzo di riscaldamento per avvicinarsi, dai. Però promette bene questa salita. Pendenza, 13%, non siamo ancora arrivati a Mione, il peggio deve ancora appunto arrivare. Dal secondo chilometro si snodano 7 chilometri, la cui pendenza non scende mai sotto il 17%, con punte al 31%. Un dislivello di 1111 metri. Pendenza media 18,27%. Beh, poi c'è da dire che sono convinto che in una salita del genere pochi abbiano provato a conquistarla, ma ancora meno ce l'abbiano fatta, perché quelli che sono saliti con me
Hanno messo tutti il piede a terra, Patrick. Dai. Proprio questo non volevo sentirmi dire. Il piede a terra io spero davvero di non metterlo, perché sarebbe un pochino umiliante, ma al di là di questo, la cosa bella di oggi è che le nostre telecamere di Icarus sono le prime in assoluto a testimoniare e a raccontare questa salita da incubo. Assolutamente sì. I panorami da sogno che si possono incontrare tra le casere Forchia, Losa, Gerona, Pieltinis forse attenuano un po' la fatica se si riesce ad alzare la testa. Siamo quasi ai livelli mountain bike, quindi soprattutto quando arriveremo fra poco negli stavoli toccheremo punte del 25, 27, 28%, quindi fino al 31%. Da sconsigliare vivamente, e ve lo dico per mia attuale esperienza, il 39, perché col 39 davanti si fa una gran fatica. Se continuiamo le metafore delle rampe, questa potrebbe essere la rampa del garage di un condominio degli anni 60. Patrick, Dimmi. hai mai vista una pendenza così alta per tanto tempo? No, io ti dico la verità, pendenze fino al 30-31% le ho fatte, ma non per così tanto tempo, erano delle strappate di qualche centinaia di metri, non per così tanti chilometri. Qui avanti a noi mi sembra di vedere che comincia il tratto in cemento, si schiarisce, lasciamo l'asfalto, quel famoso tratto zigrinato che ci introduce poi nella parte infernale, no? Sì, sì Patrick, qua, Eccolo. voilà, siamo qua sopra, quindi vuol dire che non c'è più da parlare, c'è solo da pedalare e ci sono pendenze dal 26 al 32 con l'ultimo pezzo. Adesso ci sono due tornanti ripidissimi e l'ultimo pezzo sarà brutale, dritto 25-32%. Sicuramente in cima l'incubo finisce. Ti guardi intorno e sei in vetta al condominio della Stentaria. E sei ancora vivo. È stata veramente dura. Gli ultimi 800 metri infernali. Pendenze fino al 30%, 31%. Vabbè, qui si vedeva il 31 e difficile anche un po' ragionare quando si arriva qua. È la peggiore in assoluto che potete fare, almeno qui nel Friuli, in Italia quasi sicuramente. L'abbiamo descritta come la salita più dura del mondo e fino a prova contraria accettiamo qualsiasi tipo di smentita, ma fino a prova contraria personalmente penso di aver fatto qualche salita nella mia vita, è indubbiamente la più difficile e la più dura. Beh, i protagonisti sono ancora vivi. Mamma mia. Mamma mia. In una salita così neppure Gesù Cristo ti farebbe espletare i peccati, Dire beh, è troppo dura, vai da un'altra salita a espletare i peccati. No, però ti ho interrotto prima che stavi dicendo qualcosa sullo Zoncolano, perdonami, ma era partito il filmato. Non ti preoccupare, no, era solo un saluto allo Zoncolano, perché poi quest'anno lo rivedremo anche nelle vesti rosa del Giro, è stata ufficializzata la cosa, si salirà da Sutrio, quindi si farà lo storico versante, l'unico versante che fece Pantani prima della sua scomparsa, ecco, quindi si tornerà lì. Vabbè, era solo un saluto allo Zoncolano. No, Parliamo della Stentaria. poi devo dire la sincera verità, no? Anche io l'ho fatto tante volte lo Zoncolano, ma non è che l'ho fatto, e quindi avendolo fatto tante volte sicuramente riesci a capire la morfologia e l'altimetria della salita stessa, Sì. e ti permette di capire anche qual è più duro, qual è meno duro. Molti te lo dicono, no? Io dovessi dire la mia, sinceramente, da Sutrio, se fatto in gara, credo che sia uno dei più duri, proprio Sì. perché
14 km, così 13 km, di cui 9 al 10% medio, quindi immaginate un Giao. Sì, sì, E sì. gli ultimi 4 km che tira su in una maniera brutale, e gli ultimi di questi 4 km, che sono la percentuale media come i 6 centrali dello Zoncolano di Ovaro, le ultimi 400 metri, 300 metri sono quelli più duri, quindi Sì. diciamo, io la chiamo una strizza testicoli, cioè che proprio ti porta trick, lì così, dove No, guarda lì... che hai detto bene, cioè fatta da Sutro, quella è una salita che nei primi 10 km fino al piazzale degli impianti ti può distruggere fatta a ritmo gara, perché comunque se tu devi subire il ritmo ti distrugge, fai molta più fatica lì che magari in una pendenza più dura, perché in una pendenza più dura, bene o male, ti assessi sul tuo ritmo e vai su. Lo trovi il ritmo. In una salita come fatta da Sutro, con pendenze che non sono proibitive, in un gruppetto di 10, 15, 20 corridori muori, puoi morire. Poi io lo chiedo a te, perché comunque beh, professionista lo sei stato, quindi io dico che su una salita al 9%, scusami, al 10% medio, 9 km, c'è anche quella possibilità di fare quel fuori soglia che forse non te lo puoi permettere, no? Dici, vabbè, io ci provo, poi rientro, poi ci provo. Ecco, se hai sbagliato un po' in quei 9 km, in quegli ultimi 3, poi chiedi No, conto. esatto. Le Esatto. vere saltate, cioè salta il banco, salta lì, quindi Bravo. io credo che da Sudrio ne vedremo delle belle, anche se sono un ciclo amatore io. Assolutamente. Guarda, mi fa piacere che lo facciano da Sutro perché secondo me ne guadagnerà lo spettacolo, ne sono convinto. Assolutamente sì. Insomma, Tornando per un attimo alla stentaria. no, per un attimo, la salita più dura è molto più dura perché abbiamo parlato, bro, di 6 km al 15% medio, quei famosi brutali, invece qui ce ne sono, e di cui 10, no? Sono lo Zoncolano, qui ne sono 9, ok, i primi due stanno oltre al 10% medio e i 7 finali sono al 17,2 o 17,3, di cui gli ultimi 3 al 22% medio. Beh, basti dire che da Mione in poco più di 6 km, o meglio in poco meno di 7, devi guadagnarti oltre 1100 metri di dislivello, quindi fate due conti. Beh, questa è, vedi, l'ho fatte tutte e tre, la sedentaria grazie a voi. Ecco, questa è una cosa bella che credo che ci riconosca anche il territorio stesso, che non è composto solo da questi 3 mostri, bensì la Carnia ne ha 49 di salite, una più bella di un'altra. E per quanto riguarda appunto la stentaria, ecco, quest'ultimo tratto di 800 metri io mi ricordo 32% e l'ho fatta 6 volte, poi mi sono fermato, 110 lo Zoncolano, ma sai, la stentaria È qualcosa di incredibile. Poi tu mi ricordo che mi presi in giro mica poco, perché quando la mattina mi vidi arrivare con la bicicletta col 39, mi hai detto, ma dove vuoi andare con quel rapporto lì? No, ma io, lo sai che cosa ti aspetta? Guarda, io ero pronto a scommettermi anche la macchina, la bici, però siccome la bici una volta me la sono dovuta quasi vendere con un altro amico che è Andrea Tafi, che aveva promesso di fare lo Zoncolano di 53, io ho detto dai Andrea, vabbè che hai vinto la Roubaix, però falla finire. Aveva 53-27 e lui è salito col 53-25 a un ritmo così infernale, ho detto no, avevo fatto insomma poco meno di un'ora e io lì che spingevo come un cane e lui su con queste pedalate, che puoi immaginare. Ho letto una domanda che ci ha fatto una persona, aspettate che scorro, aveva detto insomma, se farlo in compagnia o farlo da solo lo Zoncolano. Ecco, questo se vuoi ti posso rispondere io, insomma, che ne ho portati tanti lassù. Io sono famoso per aver accompagnato tantissime persone di tutti i livelli proprio sullo Zoncolano. Bene, se non stai con la persona giusta, la persona vicina a te lì può dare fastidio, perché si sta soffrendo tantissimo, perché deve sapere quella persona dove si deve mettere per non darti fastidio in una traiettoria che magari non hai mai eseguito, insomma questo zig-zag o questa andatura lenta fa sì che vicino a sé non vuoi che ci sia nessuno per ostacolarti o per fare qualcosa, insomma avere una presenza vicino non è bello, insomma io ne ho avuti tanti vicino, ne ho portati altrettanti fino a su, qualcuno non c'è riuscito per carità, però qualcun altro, quasi tutti ci sono riusciti e li ho portati alla fine. Questa era la stentaria che mi hanno chiesto da dove parte questa stentaria. Bene, Ovaro è la base da dove parte il mostro, il Kaiser Zoncolan. Dall'altra parte, se voi immaginate
e qui c'è una montagna, qui ce n'è un'altra con Ovaro proprio al centro. Ecco, la Stentaria sta da quell'altra parte, quindi se volete fare un compassino, come dico io, cioè andare da una parte e poi andare dall'altra, vi troverete a fare 2 mostri disumani insieme parcheggiando dalla stessa parte. Poi c'è pure il pazzo che ne ha fatte 3, quindi Stentaria, Zoccolano e Crostis, ma per capire che cosa poteva essere farli tutti insieme, vi posso dire che negli ultimi 300 metri mi ha tirato Padre Pio dicendomi che cosa stai facendo. Però adesso il Crossis lo vediamo tutti quanti insieme. Ne voglio parlare con quell'amico lì che vedete lì alla mia destra, che oltre a un personaggio straordinario è anche un amico, insomma sono legato con lui da ormai 8 anni di amicizia importante e ci hanno visto sancire questa amicizia proprio sopra queste vette. Carnia, Friuli Venezia Giulia. Icarus torna a volare qui, anzi a scalare un'altra delle 49 meravigliose salite che rendono questa zona patrimonio mondiale del ciclismo da strada. Salite da incubo, sta per cominciare. Questa volta è come firmare un contratto con il diavolo e avere la consapevolezza che sarà lui a portarci in paradiso. Patrick ed Emiliano sono i nostri traghettatori infernali in questa nuova salita da incubo. Monte Crostis, un tobogga d'asfalto di 14,5 km, 1374 metri di dislivello e una pendenza media del 9,5. Fatevi il segno della croce e cominciate a pedalare. Oggi andiamo ad affrontare una scalata mitica, resa famosa da tante cose, bellissima, una scalata che va in quota, forse una delle più alte qui in zona, il Monte Crostis. Sì, è una delle più panoramiche, una delle salite più belle e anche più dure. Proprio qui siamo a salite da incubo. Correggimi se sbaglio, salita di quasi 15 km. 14,5. I primi 12 difficili, ha una pendenza media di circa il 10%. Assolutamente quindi sì. Salita esigente, fin dall'inizio, fin da Comelians. Siamo appunto in questo paese a 535 metri di quota. Dovremo scollinare la vetta del Crostis a 2000 metri di altitudine. Sì. E gli ultimi 2,5 km ci sarà da fare il segno della croce. In questa salita le pendenze raramente scendono sotto il 10%, toccando punte del 18% nella sua parte finale. Lì, ad accompagnarvi, sarà il diavolo. Ma prima che arrivi, godetevi lo spettacolo. Si sta per spalancare una delle abitaie più imponenti della Carnia. Naso all'insù per oltre 14 km. Assolutamente questa pendenza, che ora è già del 10% abbondante, non ci lascerà se non in 2-3 punti, anzi in 2 punti dove toccheremo gli ultimi 2 paesi che poi incontreremo per perderci in una foresta meravigliosa. Ogni chilometro noi troveremo un cartello rosa che ci indicherà l'altitudine attuale, quindi l'altitudine del momento, quanto manca ad arrivare all'arrivo e la pendenza media del chilometro che andremo a percorrere, quindi è un ausilio veramente importante anche per regolarsi durante la pedale. Beh, a Tualis, come avete avuto modo di vedere, abbiamo passato una piazza Giro d'Italia. Perché? Perché qui esattamente 10 anni fa, al Giro d'Italia del centenario 2009, doveva essere percorsa questa salita. E poi ancora oggi ci si chiede il perché non sia stato fatto. Purtroppo quello che ricordo era, e correggimi se sbaglio Emiliano, una salita ma soprattutto una discesa in massima sicurezza, ma soprattutto un lavoro straordinario da parte di tutta la comunità montana e di tutti i volontari che lavorarono appunto per mettere in sicurezza quella straordinaria strada che tra poco vedremo assieme. Beh, da quel 2009 il Giro d'Italia non c'è mai transitato e chiaramente il nostro augurio è quello che venga resa giustizia a una montagna così spettacolare. Ed ecco che negli ultimi 2 chilometri dell'ascesa al Crostis apparve il diavolo. Siamo addentrati in quello che è un po' l'inferno di questa salita, gli ultimi 2,5 km che non lasciano respiro tranne che
sui tornanti che cascano a fagiolo. Araghiceo. Oh, un nostro simile, ciao. Buongiorno. Come va la salita? Un po' dura, però è bellissima. Qua, se accetti umilmente un nostro consiglio, essendo la parte più difficile, c'è solo un modo per andare su: stringere i denti, alzare lo sguardo e capire che manca poco. Qua sei davvero quasi in cima. Il più l'hai fatto, ti sei lasciato dietro tanti chilometri di salita. Piano piano ci si arriva. Gli ultimi 2 chilometri e mezzo, abbiamo 2 chilometri al 14 medio. E li abbiamo visti, Con punte di pendenza fino... Con punte al 18, anche 19 ho visto sul Garmin, però mediamente il 18%. È un dislivello incredibile perché andiamo a fare circa 1500 metri. Sì, perché siamo partiti da Comelias, 550 metri, e siamo scollinati sul Monte Crossis ai 2000 metri. Quindi 1460. Ad ogni fatica corrisponde una contropartita. In questo caso è sublime e alta quasi 2000 metri. È la cima, la fine dell'inferno, l'epilogo di un'altra salita da incubo. Cerniera col paradiso, che si svela in tutte le sue gradazioni di verde. Appoggi i piedi a terra, l'incubo è finito e ti accorgi che sei ancora vivo. Ho letto, intanto saluto questo perché Davide Fachin da Socchieve, per me quando si parla di Socchieve è sempre un colpo al cuore, no? I miei nonni sono sepolti là, in Castoia, e nella Val Tagliamento, che adesso è coperta di neve. E adesso quando si parla del Crossis un po' stringe il cuore, perché la salita indubbiamente, molti hanno detto qua, secondo me è la più bella, secondo me anche è la più bella, perché morfologicamente è quella sicuramente, forse inferiore solamente anche al Mangart, seppure sta in Slovenia, che poi ne parleremo magari in altre puntate, però il Crossis è veramente la salita, secondo me, regina della Carnia. Un peccato è che sicuramente non è stata un po' abbandonata da quel giorno fatidico del Giro d'Italia. Ne voglio parlare con te di questa salita perché insieme lì la nostra amicizia si è legata ancora di più, tanto di più. Va bene, quindi parlaci tu un po' del Crossis, che è bello. Ma allora, guarda, per quanto il Crossis per me è un luogo in chiaroscuro, nel senso che sono d'accordo con te, sono d'accordo con chi ha scritto che è la salita forse più bella che c'è lì in zona, insomma, perché il Crossis, allora, innanzitutto, tecnicamente parlando, non è da sottovalutare perché è lunga, è una salita lunga. Soprattutto è una salita che, a differenza magari di uno zoncolano o di altre belle salite, devi fare anche i conti con la rarefazione dell'aria, perché non scordiamoci che si scollina a 2000 metri, quindi questo si sente quando si arriva, quando si superano i 1600-1700 si comincia a sentire la difficoltà anche nell'ossigenazione. E quindi già di per sé diventa una salita diversa dalle altre, più completa. A me piace proprio per questo. Poi panoramicamente è qualcosa di stupendo, ma panoramicamente devo dire che anche la stentaria quando arrivi in cima è qualcosa di stupendo. È una salita vera. Come mi piace spesso a me scherzare su queste salite, è che quando arrivi negli ultimi 2-3 chilometri, in questo caso sono i più duri, la cosa positiva è che mancano solamente 2-3 chilometri, quindi sai, vedi la fine. La cosa negativa è che se ti guardi un attimo sotto hai finito i rapporti, quindi quei 2-3 chilometri li devi fare con quel poco che ti è rimasto in corpo, quindi devi fare i conti con te stesso. Scherzi a parte, è la salita secondo me più bella, lo confermo. Dall'altra parte do ragione a te dicendo che ha segnato anche una brutta parentesi della mia vita, chiaramente tanti lo sanno, tanti no, e quindi non ci voglio neanche tornare più di tanto, insomma è un capitolo chiuso, la mia mente l'ha anche un po' rimosso, in quella discesa ci ho lasciato qualcosa, però siamo ancora qui che la raccontiamo e quindi
E quindi secondo me il CrossFit l'ho riconquistato, lui ha riconquistato me nella volta in cui ci siamo tornati insieme dopo quell'episodio. È lì che io ho riguadagnato la sua fiducia e probabilmente da lì è poi nato quell'amore che io ho oggi per il CrossFit, perché sì, mi ha fatto male, ma poi ogni volta che ci torno non riesco a resistergli e quindi è un amore. Sì, sentire parlare del CrossFit è sempre bello. Ovviamente, dice sei, è la salita più bella di tutte. Sì, è la più bella di tutte perché offre stare 10, 11, 12 km dentro una bedaglia fantastica con abeti di 30-40 metri e con una salita dove non c'è una macchina, perché poi alla fine la cosa bella della Carnia in 49 delle sue salite, che poi sono tutte oltre i 6-7 km, dove la percentuale media è sempre importante, certo non così perché queste sono le 3 regine, però arrivare lì, uscire fuori dalla bedaglia, andare su questi tornanti vista paradiso è una delle cose più belle di tutte. La differenza tra la stentaria e il CrossFit è sicuramente che all'ultimo la stentaria non neanche ti dà la possibilità di guardare mentre pedali, questa invece un po' sì. Detto questo, io ti do un abbraccio enorme, un abbraccio grande perché so che sei impegnato adesso in un corso importante, Sì. quindi di cui ne parlerai sicuramente più in là. Hanno detto una cosa bellissima, il Friuli vi ama, questo signore qua. Bello, bravo, grazie Enzo, grazie. Spero che continuerà ad amarci, come spero che continuino ad amarci tutti coloro che hanno fatto la loro presenza in questa trasmissione e nelle altre nelle quali farò anche altre cose, anche assolutamente. qualche volta con te. Quindi una piccola promessa la faccio anch'io, perché insomma mi permetto di dire le mie telecamere, le nostre telecamere di Sky Sport, adesso anche di Cielo, perché siamo, tra l'altro lo Zoncolan la settimana scorsa è andato in replica sia su Sky Sport che su Cielo, quindi la mia piccola promessa è che torneremo e faremo altre nuove salite, perché merita tanto quel territorio, quindi noi torneremo, questo è l'impegno che mi prendo io, e faremo vedere ancora la Carnia in televisione. E vai! Fatto lo stesso giorno lo Zoncolan CrossFit, a mio parere la salita più dura è sicuramente il CrossFit Ciao Emiliano. Sì, ma per il principio che abbiamo detto prima, ovvero all'ultimo è più lunga e all'ultimo poi quando strizza una strizza nelle parti base. Insomma, noi salutiamo tutti, vi salutiamo tutti insieme perché voglio salutarmi insieme a Patrick e quindi vi do un abbraccio grande. Alla prossima puntata di Dipendenze Pericolose TV. Speriamo che questa vi sia piaciuta e vi abbiamo intrattenuto per questi 3/4 d'ora, se non sbaglio. Grazie dell'ospitalità. Grazie a te, Patrick, e un saluto grande. Un saluto. Mandi. Ciao. Ciao. Bene, io sono da solo e Patrick doveva andare via, erano già le 8 meno un quarto, gli avevo preso già più tempo del normale. Volevo salutarvi e volevo dirvi grazie perché avete partecipato in tantissimi. La prossima volta sarà appunto un'altra puntata, parleremo molto probabilmente sempre di Carnia, però in qualche maniera in una maniera molto più soft, meno rigida, come queste 3 salite che sì, sono belle, ma sono anche molto dure. Io dico sempre che in Carnia la maggior parte di volte queste salite allo Zoncolan lo faccio fare il sabato, perché lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì faccio scoprire la Carnia vera, quella della quale la gente si innamora. Poi il sabato fanno anche lo Zoncolan e dicono sempre così: beh, Emiliano, bello lo Zoncolan, però la Carnia, quello che ho visto io, è tutta un'altra cosa. Bene, io vi saluto con questa cosa e vi aspetto alla prossima puntata che parlerà proprio di Carnia e con dei carnici importanti e anche degli atleti importanti, però non vi dico niente. Alla prossima, ci vediamo, un abbraccio a tutti quanti. Ciao ciao, Dipendenze Pericolose.